Al centro Marco Polo di Vittorio Veneto con Davide Fantuz per Milan X Pro, ultima giornata. Penso che sia abbastanza soddisfacente il bilancio che tu puoi trarre da queste giornate italiane. Sicuramente è stata una giornata intensa, bella per i ragazzi che abbiamo portato. Abbiamo portato due selezioni dello Utah, una squadra di ragazzi 2010-2011, una squadra di ragazze 2005-2006. Hanno fatto un'esperienza penso abbastanza unica, hanno giocato con dei club importanti, hanno giocato molto bene, i ragazzi sono impegnati e soprattutto si stanno divertendo. Qui abbiamo la panchina femminile, perché insomma in America il soccer o il calcio, come vogliamo chiamarlo, è in espansione, quello femminile. Sicuramente, io credo molto nel calcio femminile. Chiaramente nella realtà, diciamo, in America, come lo è anche in Australia, il calcio femminile è già molto evoluto, è una realtà che credo crescerà sicuramente anche molto di più in Europa, sta già crescendo, ma sicuramente cerchiamo di apportare la nostra esperienza dall'America e la nostra fortuna di essere anche lì, insomma, per fare in modo che ci sia un attimino anche di scambio tra la realtà americana e quella soprattutto italiana. Davide, ti conoscevo da giovane qui in Italia, poi ho perso le tracce, ma ti ho ritrovato a Miami. Com'è nata questo Milan X Pro e quello che stai facendo? Milan X Pro, diciamo, è nato un pochettino anche dall'Italia. Siamo stati fortunati nel percorso con il mio socio Otello a trovare, diciamo, un investitore dallo Utah che veniva tra l'altro qui a fare dei camp calcistici in Veneto. Gli è piaciuto molto il nostro format, gli è piaciuto molto il nostro modo di allenare e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura assieme 6 anni fa ormai, quindi è da un bel po', insomma, che sì. Ci lavoriamo. Quindi camp e quant'altro? Noi facciamo praticamente la nostra attività principale durante l'estate con dei camp calcistici, ma anche durante l'anno facciamo delle cliniche specifiche per i diversi settori e per i diversi sia ragazzi che ragazze. Iniziamo a organizzare anche tornei importanti per il prossimo anno e insomma è un'attività in cui crediamo molto, in cui vediamo molta crescita soprattutto. Il calcio negli Stati Uniti, sia femminile che maschile, sta crescendo molto. È una cosa che noi vogliamo portare avanti. Hai stretto delle ottime referenze con dei club importanti, Verona con l'Otello di Remigio, poi Pordenone, insomma Atalanta, avete giocato un po' con tutti? Sì, abbiamo giocato, partendo lunedì abbiamo giocato con il Venezia, abbiamo giocato martedì con l'Atalanta, abbiamo giocato ieri con il Pordenone, adesso siamo di nuovo qui anche con il Vittorio, con il Vicenza, insomma, quindi sono tutte realtà belle, importanti che ci fanno sicuramente crescere. È bello vedere questo scambio tra un continente e l'altro e sicuramente è un'esperienza che sono tutti col sorriso per ora, quindi continueremo a farlo e è bello vedere tutti sereni e contenti. Poi da Trevigiano pure, insomma, fai scoprire la marca. Assolutamente, bisogna sempre promuovere il territorio, quindi oltre a fare l'attività calcistica abbiamo sicuramente anche delle escursioni organizzate cercando di promuovere il territorio, di cui siamo molto fieri. Buon lavoro. Grazie mille Virko.